Vogliamo introdurre il principio dell'inviolabilità del domicilio in Costituzione anche sotto il punto di vista della legittima difesa. C'è l'inviolabilità del domicilio tra le 5 proposte di legge di iniziativa popolare presentate dall'Aula Fallaci di Palazzo Ferrofini a Venezia. A sostenere quella sulla legittima difesa l'ex ministro della Giustizia Castelli. L'obiettivo è quello di modificare l'articolo 14 della Costituzione e gli articoli 52 e 53 del Codice Penale. La Costituzione sancirà che la legittima difesa nel proprio domicilio è assolutamente inviolabile. Credo che sia un provvedimento che va addirittura secondo la morale naturale, perché, ripeto, il domicilio è il luogo dove l'individuo cresce, svolge le sue attività familiari e quindi è un luogo, direi, dal punto di vista laico sacro. Per far diventare legge la legittima difesa servirà raccogliere almeno 50.000 firme. Noi abbiamo fiducia anche perché oggi c'è un nuovo sistema, un nuovo strumento che è quello di firmare digitalmente presso il Ministero della Giustizia. Con la legittima difesa da parte del Partito Popolare del Nord anche la proposta di modificare gli articoli della Costituzione relativi ai comuni montani per promuoverne l'autonomia delle province. Da Resistere Veneto arrivano invece le altre proposte, dalla sanità all'introduzione dello studio della storia veneta nelle scuole, dunque la modifica all'articolo 9 della Costituzione. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo facciamo, l'abbiamo già cominciato a fare su un'altra proposta che è quella degli ambulatori per vedere di aiutare i danneggiati da vaccino e a maggior ragione questo che è un cardine della nostra proposta identitaria dello studio della storia e poi ci sarà anche quello della lingua nelle scuole. Riteniamo che sia fondamentale nell'epoca della globalizzazione dare la possibilità alle persone di conoscere la propria storia per formare una identità consapevole